Pagina informativa con noi l'ospite per parlare di agricoltura. Tanto domani, va detto subito, premessa, c'è il Columbus Day negli Stati Uniti, dove sappiamo insomma che nelle ultime settimane, grazie alle iniziative di Donald Trump, insomma questa figura di Colombo sta per sparire così. Non so se per le iniziative di Donald Trump o per le iniziative di coloro che sono contrari a Donald Trump, certo. Ma il punto è che è sempre legato il discorso oggi dell'autonomia, si vede da più parti, si vede negli Stati Uniti perché gli indiani nativi d'America stanno richiedendo un diverso rapporto con lo Stato, si vede in Catalogna per gli stessi motivi e si vede in agricoltura perché l'agricoltura deve svincolarsi dall'eccesso di regole imposte e quindi legare il discorso autonomista anche alla presenza. Vorremmo fare, mi permetta, una battaglia del grano 2.0. La battaglia del grano nel senso del fatto che la oggi... Blave di Bortean contro il mais Yankee. Una volta per il pane la gente è stata ammazzata anche in Italia. Oggi siamo a 10-15 centesimi al chilo per il grano e siamo a 5 euro al chilo per il pane. C'è qualcosa che non va nei rapporti di forza tra coloro che gestiscono, tra virgolette, il mercato e coloro che invece devono sobbarcarsi il compito di dare da mangiare alla popolazione lavorando. Senta, rivedere un po' il tutto per cercare di capire, conoscere e soprattutto rivalutare anche quelli che erano i prodotti del territorio nostrano, inteso come Friuli Venezia Giulia all'epoca, prima della partenza di Colombo dalla Spagna verso il Nuovo Mondo? Indubbiamente oggi ciò che fa il prezzo è il grano che viene dagli Stati Uniti, è il grano che viene dal Canada e i rapporti commerciali che si sono instaurati tra noi come Europa forse, ma soprattutto tra noi come Italia e come altri paesi sono al di fuori delle nostre possibilità di competizione, anche perché negli altri paesi l'agricoltura ha una capacità industriale che ormai arriva a livelli che semplicemente per la conformazione del nostro territorio da noi non sono possibili. E inoltre ci dà l'obbligo quasi ormai a comprare quello che loro producono. Senta, però dagli Stati Uniti sarebbe interessante fare questo rewind, no? Cioè ritirare indietro il nastro per tornare a quel fatidico 12 ottobre, proprio poche ore prima dello sbarco di Colombo su quelle che erano considerate le Indie occidentali, perché oltre al grano, tema di questi giorni, mi si scusi il gioco di parole, tema di questi giorni sono arrivate anche le Pugiesis, no? Da quel lontano paese d'Occidente. Loro hanno un problema inverso, nel senso che loro hanno le malattie che gli abbiamo importato, che sono state importate attraverso il contatto che c'è stato tra i due popoli e tra i due continenti. Ma sì, però se mentre dall'altra parte, mi permetta, è stato risolto il problema, di qua il problema non è stato per nulla risolto. Diciamo che il nostro problema, che è quello che riguarda le cimici qui a Udine, ormai alle porte di Udine, io lo vedo anche a scuola dove la quantità di cimici è enorme. Sono dappertutto. È enorme. E riguarda il fatto che abbiamo completamente rotto il rapporto tra noi e il nostro territorio, non solo in senso agricolo, ma anche in senso, diciamo così, naturalistico. Ora, diceva il saggio indiano Hopi, quando arrivò Colombo da noi potevamo bere acqua da qualsiasi fiume. Oggi abbiamo inciso così tanto sul territorio che abbiamo fatto saltare non un anello, ma decine di anelli della catena alimentare. Perfetto. Non siamo più in grado nemmeno di trattare la cimice, perché la cimice ha un comportamento la cimice asiatica tra l'altro, ha un comportamento estremamente ubiquitario, nel senso che può andare dovunque. Sono americani, sono stati un po' gli antisegnani degli Stati Uniti, insomma. L'ho vista sui gelsi. Invadono, sono dappertutto, insomma. E quindi non è possibile trattare ogni albero o ogni, diciamo così, cespuglio che cresce dalle nostre parti. È evidente che va rivisto completamente il nostro modo di operare, e probabilmente non solo in agricoltura. Grazie, io ringrazio il nostro ospite